Lo Statuto siciliano concesso dalla luogotenenza del Regno, prima ancora dell'avvento della Repubblica, nasce nel 1946 perché vi era una situazione nella quale era messa in discussione addirittura l'appartenenza della Sicilia all'Italia. Vi era un forte movimento popolare che, radunato sotto le bandiere del MIS, il movimento indipendentista siciliano, che rivendicava per la Sicilia uno statuto assolutamente indipendente, appunto come la sua sigla indicava. Allora fu trovato nel concetto di autonomia una risposta a quel desiderio, a quella volontà di indipendenza che però veniva inserita all'interno di una prospettiva, perché allora ancora il Paese non aveva celebrato la Costituzione della sua Repubblica, della Costituzione, ancora siamo nel 46, quindi poi la Costituzione entra in vigore nel 48. Lo Statuto concede alla Sicilia la potestà legislativa esclusiva, cioè la potestà di fare le leggi in una serie di materie estremamente importanti che vanno dalla possibilità di disciplinare il proprio ordinamento, l'organizzazione del proprio ordinamento giuridico, del proprio sistema di governo, alla disciplina di tutte le politiche più importanti, come le politiche dello sviluppo, dall'agricoltura all'industria, alla possibilità di intervenire nell'ambito delle infrastrutture, nell'ambito della istruzione. Ecco, in tutta una serie di settori che, se ben governati, potrebbero sicuramente essere il volano, potrebbero costituire il volano di sviluppo della nostra regione. Un altro settore dell'autonomia estremamente importante è evidentemente quello dell'autonomia amministrativa. Qui la Regione ha avuto la possibilità di scostarsi anche dai modelli organizzativi dell'amministrazione statale, ma purtroppo dobbiamo riconoscere, alla luce di tutti questi anni, che ormai sono molti, di esperienza, che purtroppo la Regione ha organizzato tutto l'apparato amministrativo regionale in maniera accentrata, senza avere quella lungimiranza di capire che l'amministrazione deve essere lasciata all'autonomia degli enti locali, cioè dei comuni e delle province, si diceva una volta, dei liberi consorzi, si dice oggi. Il terzo settore in cui l'autonomia naturalmente si sostanzia, e che poi, come diceva Luigi Sturzo, è quello strategico, senza il quale l'autonomia legislativa e l'autonomia amministrativa non contano nulla, è l'autonomia finanziaria. E qui appunto cominciano le dolenti note a venire fuori, perché in realtà l'impianto statutario dello Statuto prevede una finanza pubblica molto dipendente dalla finanza dello Stato. Questo ha fatto sì che evidentemente tutte le azioni amministrative, tutte le attività
di sviluppo della regione dipendessero da questa disponibilità finanziaria condizionata dal rapporto fra la regione siciliana e lo Stato italiano.